Buon Natale a tutti! Pensiero del giorno, lunedì 30 dicembre. Concentrarsi nell'amore al prossimo. Una delle cose che lo Spirito Santo ci ha insegnato attraverso il carisma dell'unità è stata questa: capire che la frase del Vangelo "amerai il prossimo tuo come te stesso" doveva essere presa alla lettera. Quel come significava proprio come. Quindi, sia che si tratti di me in una certa situazione, sia che si tratti di un'altra persona, ognuno deve viverla come se fosse la propria. Ci siamo resi conto che prima di questa scoperta il nostro amore per il prossimo era di gran lunga inferiore a quello per noi stessi. Eravamo cristiani battezzati, andavamo alla comunione ogni giorno, ma non ci era mai venuto in mente di amare gli altri come noi stessi. Dovevamo quindi convertirci e prenderci cura degli altri come di noi stessi. Lo abbiamo fatto con ogni vicino che abbiamo incontrato ed è nata una rivoluzione. E questo è successo perché un tale modo di agire attira l'attenzione, ha un impatto ovunque venga messo in pratica. Gli altri si stupiscono, si chiedono perché lo facciamo? Allora si ha l'opportunità di spiegare perché si tratta il prossimo in questo modo, perché lo si serve, perché lo si aiuta. È così che molti di coloro che fanno domande sentono anche il desiderio di iniziare, di provare a vivere così. Allora, da indifferenti gli uni agli altri, come in genere siamo tutti, anche i cristiani, abbiamo cominciato a rivitalizzare, a prenderci cura gli uni degli altri, ad amarci, ad essere in comunione gli uni con gli altri. Così, con una sola frase del Vangelo realmente vissuta, amerai il prossimo tuo come te stesso, abbiamo l'idea di cosa sia una Chiesa viva, perché, come dice Paolo, tutta la legge si riassume in questo unico precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Chiara Lubi, L'arte di amare, Cittanuova Editrici. Parola di vita. Dicembre 2024. Nulla è impossibile a Dio. Dal Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 37.